sentiero Rilke si sviluppa fra Sistiana e Duino. Per quanto sia un sentiero di proprietà privata, è di libero accesso al pubblico ed è uno dei posti in cui si può osservare sia il fenomeno carsico che quello delle falesie. Non è un percorso particolarmente impegnativo ed è accessibile a tutti. Da questa parte potete vedere il castello di Duino, che andremo a vedere in un altro video, mentre dall'altra parte, che in questo momento è coperta, si vede Trieste. Quello alle mie spalle è il golfo di Trieste. Percorrendo il sentiero principale si possono notare una serie di piccoli sentieri che si diramano verso l'entroterra o verso il mare. Molti sono indubbiamente troppo piccoli, troppo stretti per essere di natura umana, quindi evidentemente sono i sentieri che usano gli animali, ma molti sono effettivamente stati creati dalle persone a forza di andare su e giù. Alcuni sono facilmente percorribili, si va a qualche passo avanti, si può godere una bella visuale del mare. Altri sono molto stretti, molto pericolosi in effetti. Infatti qua è pieno di cartelli che avvertono di non arrampicarsi. Ecco, per fare un esempio. Quindi sì, fate attenzione e muovetevi con criterio, ecco. Non fate come me. Eccoci qua, siamo arrivati a Sistiana alla fine del sentiero. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto venire voglia di venire a fare una passeggiata qui nel Carso. Io adesso me ne torno a Duino perché ho la macchina là e vado a filmare un po' là, quindi ci vediamo a Duino, immagino. Bye! La Bora, come sempre.